Presidente, e qua ci stiamo mettendo il pensiero, caro il mio Aurelio. Ieri sera la partita con la Samp è stata qualcosa di fenomenale. Come fenomenale è stato il Napoli da dopo il ritiro, e quindi andiamo avanti così, anche perché la Champions non deve essere un miraggio, ma deve essere una concretezza l'anno prossimo, e noi ci possiamo entrare sia attraverso l'Europa League, e lì ci conto, ma anche attraverso il campionato, perché noi sti romani ci chiappiamo a tutte e due, perché teniamo pure scontro diretto finale. Già sai, Presidente. Caro Presidente, ieri sera con questa Sampdoria abbiamo visto un Napoli eccezionale. Abbiamo visto un Benitez contro un Mihajlovic. Tutti quanti dicono che su a da venire a allenare Napoli l'anno prossimo, ma io penso proprio che non è cosa. 1000 volte Benitez, caro Presidente, quindi pensaci bene. Anche perché Mihajlovic si può portare dietro a Soriano, si può portare dietro a De Silvestre, ma noi già teniamo amici. Ma che facciamo poi l'allenamento? Facciamo che i gomitoli, non è cosa, Presidente, anche perché altri diciamo in passato ci sono stati altri accoppiamenti tra allenatore e giocatore, e non è che proprio sono queste cose idilliache, tipo per esempio Capello e Barbo, Capello Crespo, oppure Cozza e Scoglio, Scala Immobile, per non parlare poi Pulga, che lo accoppierei proprio con Cacà. Non lo accoppierei invece con Diarra, perché tra Pulga e Diarra non so che ne viene fuori. Vabbè, ce ne sarebbero altri, Colomba, Pasquale, ma basta così per il momento. Presidente, io a questo punto voglio fare un appello anche a tutti gli sgolati. Voglio avvisare che non va in onda la puntata venerdì prossimo 1 maggio, ma andrà in onda l'8 maggio. Ci saranno altri risultati, addirittura ci sarà la prima partita dell'Europa League della semifinale contro la squadra del Dnipro, quindi commenteremo anche quella, commenteremo altri il campionato insieme a Dottor Lauri, al quale chiederemo: Dottor Lauri, che cosa ne pensa adesso del Napoli? Ce la può fare o no a trovare un posto Champions anche in campionato? E non solo al Dottor Lauri, ma a tutti gli ospiti che ci saranno in studio. Salutiamo tutti lo staff del programma Sgolati, gli datori, ovviamente Angelo Martino e Antonio D'Ascoli, e anche Santolo Guadagno, al quale dedico quest'ultima immagine, anzi questa immagine, e poi la commenteremo. Eccola qua l'immagine. Caro Santo, l'hai visto? Mi sono giocato sta bolletta 4-1 per il Napoli. Cioè io a 4-1 per il Napoli mi dovete credere, ho tentato di non fare il tipo per il Napoli dove dice non segniamo più. Viviano ha fatto quelle parate, poi all'improvviso segna Muriel, ma fa rimanere la bolletta che te è Muriel, e va bene. L'importante è che il Napoli ha vinto e che vincerà da mo fino al campionato, compreso tutte le partite di Europa League, e l'anno prossimo ama vincere il campionato, Champions e Coppa Italia, e poi ci sarà anche la Supercoppa d'Europa. Dobbiamo vincere tutto, caro Presidente. Sgolati venerdì 8 maggio 22:40 a Telea+, e in replica anche il sabato all'ora di pranzo ore 13 sempre su Telea+, e anche la sera su TV Capital ore 21:30. Non dimenticate, scusate, che se va in onda su Telea+, la potete vedere anche in streaming. Mettete un bel mi piace sulla pagina Sgolati. Ciao da Zicena. Sgolati, il calcio senza mezzi termini. Il venerdì alle ore 22:40 su Telea+, ed in replica il sabato alle ore 13. Siamo esagerati, siamo gasati. E sempre il sabato in replica alle ore 21:30 su TV Capital, canale 119. Dal dottore siamo andati, belli pronti. E allora cosa aspettate? Sgoliamoci insieme!